Matteo Tomasi, la tua è una vita dedicata al soccorso, una tradizione di famiglia, possiamo definirla. Una tradizione di famiglia che parte da un'idea di mio papà nel 72 e con mamma, zii e vari amici dell'epoca che poi si è trasformata nella realtà che abbiamo oggi di Pedemontana Emergenza, nella centrale operativa di Treviso e in tutti i servizi attualmente esistenti, insomma l'antincendio e la protezione civile, il soccorso alpino, nasce tutto da un'idea di qualche anno fa ormai, di quasi 50 anni fa. Ecco, perché secondo te la tua famiglia ha deciso di essere una famiglia di soccorritori? Ma allora, papà studiava medicina all'epoca e c'è stato anche un episodio che ha un po' scatenato questo tipo di servizio. Avevano già una forma di associazionismo derivante dall'attuale gruppo Scout, che pure è stato fondato sempre anche da mio papà, e si trovavano con i miei zii, con i loro amici, così avevano messo su un primo gruppo di soccorso alpino che non era ancora il Corpo Nazionale ma era il soccorso alpino crespano, aiutavano i carabinieri nel recupero salme, poi hanno cominciato con l'antincendio a dare una mano ai vigili del fuoco, a spegnere qualche fuoco su per il grappa, e un giorno quando erano riuniti tra di loro è successo un incidente proprio fuori della sede ed è morto un ragazzo giovane con la macchina, e da lì mio papà stava studiando medicina, si stava quasi per laureare, e ha detto: ma perché non mettiamo su anche un servizio di emergenza che aiuti l'allora ospedale di Asolo, perché era ancora in funzione l'ospedale di Asolo. Sono partiti come seconda macchina in aiuto alla macchina di Asolo e poi un po' alla volta è cresciuto tutto il sistema e siamo diventati quello che siamo adesso, insomma. Ecco, qual è la difficoltà oggi nell'essere soccorritori? Beh, difficoltà, parte burocratica, sicuramente, le difficoltà sono il cambiamento culturale della gente, per cui abbiamo questo problema di aggressività nei nostri confronti, anche aggressività dal punto di vista legale, cioè dici qualcosa, puoi essere denunciato, cioè le difficoltà sono più che tecniche, dal punto di vista tecnico non c'è, cioè, sì, ci sono delle difficoltà, però sono superabili su un addestrato. La difficoltà è nella relazione umana, fondamentalmente in questi momenti. Ecco, però ci sono anche molte cose belle e Ma molte. sicuramente ci sono cose belle, noi abbiamo, beh, una delle cose più belle che mi capita è vedere ripartire per esempio un cuore. Tu hai un elettrocardiogramma a piatto, scarichi, fai i farmaci, fai quello che è, c'è gente che ti apre gli occhi e che clinicamente è morta, oppure vedere il vecchietto che è tutto contento che ti ringrazia perché gli dai una mano, i familiari, insomma, dà delle soddisfazioni. Ecco, in Italia, in Veneto, ma soprattutto anche in Pedemontana Emergenza, mancano soccorritori. C'è un po' di crisi di soccorritore, fortunatamente noi siamo partiti qua il 2 di ottobre con un nuovo corso di arruolamento, abbiamo 68 iscritti che insomma è un buon numero, è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista dei social media, di reclutamento, abbiamo in Pedemontana un gruppo che si dedica proprio alla pubblicità nei social del gruppo, e speriamo bene che torni un po' questo spirito che una volta era molto più forte, adesso c'è da qualche anno che assistiamo a un individualismo che diventa un po' pericoloso se continua a essere in questo contesto. Quindi siamo fiduciosi che con questo corso, insomma, qualcuno riesca a poter ancora dare qualcosa per gli altri in modo gratuito.